Eccoci qui, buon pomeriggio, un saluto da parte di Andrea Matta e benvenuti alla 27esima puntata di Casa Cus Cagliari a Radiolina. Benvenuti a casa nostra, benvenuti a Radiolina, benvenuti al Cus Cagliari, benvenuti anche ovviamente sulla pagina dell'Unione Sarda. Che cos'è Casa Cus? È il programma che vi racconta come ogni venerdì intorno alle ore 14 le storie degli atleti del Centro Universitario Sportivo di Cagliari. Lo facciamo ovviamente raccontando quelle che sono le storie sportive, ma lo facciamo anche raccontando quelle che sono le diverse partnership che possono nascere tra il CUS Cagliari, in questo caso anche Ateneica, che è parte integrante ovviamente dell'offerta del CUS, e alcune aziende. Partiamo subito insomma, al sommario ci pensiamo dopo. Io saluto, perché le vedo collegate nel mio monitor di servizio, Michela Cellino e Lucina Cellino del gruppo Fratelli Cellino, ovviamente. Benvenute. Grazie. Bentrovati. Salve, ciao ragazzi. Eccoci qua, noi vi vediamo perfettamente e insomma collegato in questa prima parte della nostra puntata anche una vecchia conoscenza ormai di Casa Cus, una vecchissima conoscenza, ma che insomma continueremo a sentire più spesso, anche perché la fatidica data del 1° giugno si avvicina sempre di più e quindi insomma ci accompagniamo a questa nuova edizione di Atenica con il nostro Alessio Correnti, che stiamo per vedere collegato in diretta via Skype. Magari posso iniziare a fare la prima domanda a voi, visto che siete già in nostra compagnia. Tra le novità di questa edizione di Atenica c'è ovviamente la partnership con la vostra azienda. Vi chiedo perché avete scelto il CUS Cagliari e Atenica, e insomma quali sono stati i punti di contatto tra queste due realtà. Allora, io inizio col dire che abbiamo scelto Ateneica e il CUS Cagliari quest'anno semplicemente perché noi siamo sempre stati come aziende vicini allo sport e abbiamo sempre sponsorizzato magari squadre più importanti o specifiche, e quest'anno abbiamo voluto fare questa partnership con Ateneica e CUS Cagliari proprio per dare la possibilità di esprimerci con un mondo più giovane e meno professionistico, nel senso che ci piaceva l'idea di poter stare vicino ai giovani universitari in particolare, proprio anche in prospettiva del fatto che è un anno di riapertura dopo 2 anni di chiusura e volevamo essere partecipi a questa nuova rinascita. Quindi essere partecipi, prego. No, prego. I punti di contatto? Volevo lasciare la parola a Michela, che racconta del motivo per cui e quali sono stati i contatti che abbiamo avuto col CUS e con Alessio specificamente in questo caso. Sì, come appunto diceva mia zia, la nostra famiglia, il nostro gruppo in generale è da sempre stato molto vicino ai giovani, perché i giovani sono il futuro e non vogliamo sia una cosa tanto unicamente, diciamo, detta e lasciata per aria, ma ci crediamo e vogliamo sostenere quei giovani che hanno voglia di creare, di costruire, e ben venga, noi siamo tanto vicini a queste iniziative. Poi sia io che mio fratello ci siamo laureati nella facoltà di Cagliari, quindi abbiamo la maglietta della squadra. Diciamo che siete sempre in campo, mettiamola così. Vedo collegato anche il nostro Alessio Correnti, project manager di Atenica. Ciao Alessio, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, a te chiedo invece qual è l'importanza di avere questo tipo di aziende accanto a progetti come Atenica? Sicuramente è un piacere e una grande fortuna e allo stesso tempo una grande opportunità. Avere il supporto di un'azienda come il gruppo Fratelli Cellino sicuramente ci dà maggior lustro anche come evento, un evento che comunque negli anni è cresciuto tanto e sta ricevendo il supporto delle aziende più importanti della nostra regione, soprattutto delle aziende che, come dicevano anche Lucina e Michela, credono nei giovani e vogliono sviluppare con i giovani dei progetti importanti, quindi una partnership a 360 gradi che li verrà parte attiva della programmazione, sia nell'aspetto formativo dei giovani studenti coinvolti e poi ovviamente nell'aspetto culturale e sportivo dell'evento. Torno da Lucina e da Michela. Abbiamo insomma già parlato in realtà di quella che è l'importanza appunto del partecipare a iniziative come questa, ma quanto conta essere accanto a un progetto che vede i giovani protagonisti, sia come organizzatori, Alessio in questo caso insomma lo sa bene, che come insomma cuore pulsante dell'iniziativa? Come diceva Michela, per noi i giovani sono il futuro e lo vediamo anche direttamente nelle nostre aziende. Oggi siamo alla 3ª generazione, per cui i giovani
stanno entrando in azienda, hanno già preso parte importante nelle nostre aziende. Per noi i giovani sono importantissimi in quanto il futuro. Quindi dargli un'opportunità anche per quanto ci riguarda, far conoscere le nostre aziende perché possano avere delle prospettive anche in questo settore per il futuro. Abbiamo forse un piccolo problema tecnico, vediamo un po' se riusciamo a risolverlo con il nostro Simon Luca. Ricordiamo questa è Casacus. Prego, mi sentite? Vicina Michela? Noi sì. Eccoci, ok, Sì, ecco, abbiamo perso per un istante, ma possiamo continuare. So dove siete arrivati, quello che dicevo che per noi i giovani sono fondamentali, sono il futuro, lo dimostra il fatto che i nostri nipoti, in questo caso Michela e Matteo, che sono neolaureati, cioè Michela ormai già da oltre un anno, e mezzo. sono già parte importante in azienda e hanno già preso le loro posizioni che sono di rilievo e soprattutto sono molto attivi e molto capaci e competenti. E come loro pensiamo che ci siano tanti altri giovani che si stanno inserendo nel mondo adesso attraverso lo studio e poi in futuro lavorativo, e noi vogliamo dargli un supporto affinché possano trovare la loro migliore ubicazione nel mondo del lavoro, e noi pensiamo che anche attraverso le nostre aziende possano fare un'esperienza e una scelta poi per il loro futuro molto prossimo. Avete già parlato in realtà del vostro rapporto col mondo dello sport, ve lo chiedo però dal punto di vista più che altro emozionale, cioè qual è il vostro primo ricordo del mondo sportivo, in realtà poi anche qual è il vostro rapporto con il mondo universitario. Andiamo un pochettino più sulle emozioni, no? Il vostro primo ricordo dello sport, personale magari. Beh, il Cagliari Calcio. È normale che per noi il Cagliari Calcio sia un'esperienza molto, molto vicina e sicuramente quella più importante della nostra vita, perché i nostri figli sono cresciuti quando noi eravamo proprietari del Cagliari, e poi il Cagliari è nel nostro cuore in quanto è la squadra della nostra città. Assolutamente sì. Quindi innanzitutto il Cagliari Calcio, poi anche le squadre di basket della Sardegna sono state per noi importanti, siamo state loro molto vicini. E niente, poi lo sport in genere, abbiamo già fatto qualche partnership col CUS Cagliari, ma proprio delle attività spot, nulla di così importante. E poi con tante altre squadre amatoriali cittadine oppure di varie province. Quindi noi siamo comunque sempre stati vicini, anche con l'Olimpia Basket, con i bambini, con la scuola di basket. Abbiamo fatto tante sponsorizzazioni sempre nel mondo sportivo. Michela, invece il tuo rapporto col mondo universitario, dicevi prima, insomma, hai completato il tuo percorso di studi a Cagliari, per cui è sicuramente legato un po' alla tua esperienza cagliaritana. Sì, assolutamente. Io mi sono laureata circa quasi 2 anni fa. Mi sono laureata in economia, ma diciamo che sin da quando per me è stato un po' complesso in realtà, perché ho fatto diverse rinunce agli studi perché ero un po' confusa inizialmente, però poi ho trovato la mia strada. Sì, siamo da sempre stati vicini all'università, ma proprio perché per noi giovani, come diceva prima zia Lucina, sono fondamentali, ne abbiamo bisogno di giovani, dove il posto migliore in cui trovarli è sicuramente l'università, soprattutto la facoltà sarda, di cui noi siamo davvero tanto orgogliosi. Quali sono i prossimi passi all'interno di questa partnership? Lo chiedo a voi, poi insomma andiamo dal nostro Alessio che sicuramente completerà in questo l'informazione. Si vedrà, adesso aspettiamo il primo giugno e e vediamo come si evolve la situazione. Speriamo che possa essere solo l'inizio di tante belle iniziative insieme. Alessio, vediamo un po' se riusciamo a strappare qualche altra parola oltre vediamo il 1° giugno, vediamo un po'. Ma sicuramente sarà un anno importante perché tutto il gruppo verrà coinvolto sia nel formarsi con Ateneica, quindi avranno la possibilità di raccontare la loro esperienza, la loro azienda, i loro valori e gli obiettivi di quest'anno e nel futuro a tutti i ragazzi che poi si cimenteranno nell'organizzazione dell'evento. Secondo me avere la possibilità per questi ragazzi e ragazze di ascoltare dal vivo
persone che lo fanno quotidianamente, quel tipo di lavoro, che sia nel marketing, che sia nella produzione, che sia nella vendita, insomma avere la possibilità di ascoltare il know-how, l'esperienza di professionisti del settore sicuramente è molto formativo. Dopodiché dal 1 giugno partirà l'evento, Fratelli Cellino è il main sponsor insieme ad ICNUSA di questa edizione e sicuramente la collaborazione sarà a 360 gradi. Quindi abbiamo lavorato a dei progetti che porteremo avanti sia in fase di lancio dell'evento sui nostri social, ma anche durante poi sia la parte sportiva che la parte musicale di Ateneica. Quindi secondo me sarà un grande successo per tutti. Questo ce lo auguriamo, ma ne siamo fortemente convinti. Lo possiamo annunciare, ecco, Alessio e il nostro Luca sono andati in trasferta in settimana nella sede del gruppo, quindi nei prossimi giorni magari vedremo qualcosina in più. Questo lo possiamo annunciare, no? Senza dire niente, non facciamo nessun spoiler. Grazie a Alessio Correnti, ma grazie soprattutto a Michela Celino e Lucina Celino. Grazie. Grazie a voi ragazzi, buona serata, grazie mille. Torniamo al mondo dello sport del CUS Cagliari. È una fine settimana importante per le nostre squadre, lo è per il calcio a 5 maschile, lo è anche per il basket, perché sarà l'ultima gara della regular season. Noi chiediamo al responsabile del settore Mauro Mannoni. Buon pomeriggio Mauro. Buon pomeriggio a tutti. Allora, di raccontarci un po' quale sarà l'ultima gara, contro chi giochiamo, dove sarà, qual è l'appuntamento e qual è lo stato di salute della squadra. Ma dunque, l'ultima giornata, come da prassi, si disputa tutte le partite in contemporanea nello stesso giorno, alla stessa ora. Quindi domani alle 18 la nostra squadra è impegnata in casa contro la squadra di Capri, al Palacus appunto. Si gioca l'ultima giornata di stagione regolare, ci troviamo in una situazione, usando un termine di grande attualità, di assembramento a 100 classifica, nel senso che senza distanze, diciamo, ecco. Esatto, ci sono 5 squadre molto molto vicine, per cui i risultati delle partite di domani saranno determinanti per determinare proprio la classifica finale, per cui per determinare chi farà playoff, chi farà playout e chi invece rimarrà, diciamo, finirà il campionato domani. Noi siamo in quel gruppo e speriamo di vincere la partita con Capri, che è terzultima, quindi dovrebbe non avere grandi motivazioni. In quel caso siamo certi di essere salvi. Poi, a seconda di cosa succede negli altri campi, potremo pure piazzarci nella griglia playoff. Però... Anche perché, Mauro, ricordiamo che insomma già la scorsa stagione il CUS si è, diciamo, salvato agli ultimi 10 secondi della bella del secondo turno dei playout, quindi insomma che immagino anche dal tuo punto di vista puramente di salute tu non voglia, ecco, rivivere quella tensione e quell'ansia sportiva. Quando mi è stato chiesto all'inizio stagione qual era l'obiettivo di quest'anno, era non soffrire nel pene dell'anno scorso. Ecco qua. Quindi spero, quest'anno il Covid ci ha disturbato di meno, ma comunque ha inciso su una parte di campionato che per noi era fondamentale, per cui probabilmente adesso saremmo già salvi. Però insomma, noi per guardarci indietro, ci guardiamo avanti e speriamo facciamo di tutto per prendere questa partita e così evitare il calvario dello scorso anno. Quindi ricordiamo ancora l'appuntamento domani alle 18 al Palacus, CUS Cagliari Capri. Ovviamente amici e amiche vi aspettiamo per dare una mano alle nostre ragazze. Grazie mille Mauro Mannoni. Tanti saluti. Grazie Mauro. Allora, caro il nostro Simo Luca, contattiamo telefonicamente il nostro Pino Argiolas, presidente dell'associazione Prometeo. Avremo modo ovviamente di parlare con lui di quella che è stata l'iniziativa di mercoledì, Donare per la Vita. La Prometeo è protagonista di un'iniziativa legata ovviamente al trapianto, alla donazione degli organi. Abbiamo premiato, meglio l'associazione ha premiato i vincitori del concorso riservato agli studenti della scuola Giua di Assemini. Tra l'altro noi vedremo tra poco tutti i video, quindi i 2 terzi posti, il primo e il secondo posto, e diamo il benvenuto a Pino Argiolas. Pino, bentornato, anzi benvenuto. Pino, eccoci, ciao, sono Andrea. Ciao, come stai? Tutto bene? Stai parlando con me? Sì, certo che sto parlando con te. Ciao Pino. Ti sentivo lontano, per questo ho fatto la domanda. Non ti preoccupare, siamo sempre vicini, caro Pino. Senti, ho detto già dell'iniziativa, insomma, di mercoledì. Ovviamente voglio anche un po' il tuo commento, il tuo parere su quel pomeriggio. No, il mio commento non può che essere un commento positivo, un commento ad una manifestazione molto bella
organizzata al Centro Universitario Sportivo di Cagliari dalla professoressa Manuela Caddeo, che è una dirigente del CUS, ma è anche una docente dell'Istituto Giua. E con loro siamo riusciti a portare avanti un progetto che era quello dei filmati inediti da costruire da parte dei ragazzi sulla donazione e sui trapianti, cioè è stata un'occasione più unica che rara per fare una premiazione di un lavoro che ha visto una quarantina di studenti parlare di donazione e cercare appunto le frasi e le immagini che potessero appunto rendere tutti i cittadini che cos'è la donazione e cosa sono i trapianti, a cosa servono. Ecco, questa è stata la cosa più bella, portare avanti un progetto con i ragazzi, e abbiamo fatto una premiazione di filmati che sono tutti completamente diversi gli uni rispetto agli altri, perché ci sono quelli che hanno approfondito una tematica e quegli altri invece che hanno visto più attenzione su un'altra, quindi un concorso molto bello. Per il quale dobbiamo ringraziare sia la scuola, il Studio Giuda Semini, ma anche il Centro Regionale Trapianti e alcuni medici che ci hanno dato una mano proprio per anche valutare questi filmati. Quindi un'occasione molto bella, un'occasione soprattutto in questi giorni, il 24 c'è la giornata nazionale della donazione, è stata un'occasione appunto per ricordare la donazione degli organi e quante vite si possono salvare con un trapianto. Allora Pino, se sei d'accordo, io andrei a vedere di seguito i terzi classificati, perché c'è stato un ex equo al terzo posto. Sì. I video sono a 30 secondi, andiamo a vedere il primo e il secondo video andati al terzo posto. Prego. Morire non è mai una scelta, salvare un'altra vita, invece sì. Pino, questo video che abbiamo appena visto ha un messaggio chiaro, così come è chiaro il messaggio di tutti gli altri video, anche di quelli che vedremo tra poco. Morire non è una scelta, salvare una vita sì. E questo insomma è quello che i ragazzi hanno raccontato anche nei loro video, e credo che sia un po' il senso della donazione, no? Esattamente, hanno colto l'essenza e quindi sono stati bravi, hanno messo in un filmato questo loro pensiero, questo loro sentimento, perché ci hanno pensato, ma io direi che ci hanno pensato col cuore soprattutto, perché quando si ragiona di donazione, quando si ragiona di trapianti, di salvare vite, è chiaro che c'è una morte di mezzo, è chiaro che c'è qualcuno che ci lascia, ma questo sacrificio è utile perché salva 5-6 persone. Ecco, questa è la cosa più bella. I ragazzi hanno recepito proprio questa cosa. Allora, se sei d'accordo andiamo a vedere il secondo classificato e poi ti faccio un'altra domanda e ti lascio insomma la tua lunga attività, visto che poi insomma domenica siete in trasferta. Secondo classificato. Stiamo organizzando l'assemblea dei soci per domenica. Andiamo a vedere. Pino, allora ultima domanda per te, poi come ti dicevo, insomma, lo dicevi prima, state organizzando l'assemblea dei soci per domenica, anche tra l'altro in occasione della giornata per la donazione dedicata alla donazione dei trapianti. Raccontaci un po' che cos'è l'associazione Prometeo e insomma quali sono i vostri prossimi progetti.
Ma l'associazione Prometeo è un'associazione di trapiantati di tutti gli organi e di loro familiari che ha statutoriamente il compito di promuovere la donazione e informare sui trapianti, anche grazie alla collaborazione con i medici dei centri trapianti e i medici delle varie rianimazioni degli ospedali della Sardegna che collaborano attivamente nei progetti appunto di informazione dei cittadini, e poi di supporto ai trapiantati, che credo sia una cosa molto importante, anche perché molti che vengono trapiantati non vengono dall'area di Cagliari e basta, ma provengono da tutta la Sardegna, dal Morese, dall'Ogliastra, dal Sassarese, dalla Gallura, eccetera, per cui abbiamo la possibilità di supportarli aiutandoli per andare in casa Lions oppure per portarli degli hospital dell'ospedale Bruzzo, e facciamo questo tipo di attività. Credo che sia un'attività molto importante. Soprattutto in questo periodo credo che sia importante quello che potranno fare i comuni. Questa settimana, che è dedicata proprio alla settimana della donazione con il 24, che è la giornata, sarà ricordata da tanti sindaci, compreso quello di Cagliari, Truzzo. Ho visto una bella fotografia con il logo del Centro Nazionale dei Trapianti, che invita i cittadini, quando rinnovano la carta d'identità, a dichiararsi potenziali donatori di organi post mortem. Cioè, noi crediamo che sia la cosa più bella il fatto che uno scelga se donare o meno gli organi dopo che decede, senza lasciare questo compito invece ai propri familiari. Per cui è importante che ognuno decida per se stesso. Pino, grazie mille, grazie a Pino Argionas, presidente dell'associazione Prometeo. Andiamo a vedere l'ultimo video, però insomma buon lavoro, ci risentiremo presto. Grazie Pino. Ciao, grazie a te, ciao, buon lavoro. Noi facciamo ancora ovviamente i complimenti ai ragazzi e agli studenti del GIUA di Assemini che hanno partecipato a questo concorso. Rientriamo in tema CUS, anche se come voi ben sapete il sociale è un tema portante del CUS Cagliari, perché sarà un altro fine settimana di tennis e noi ovviamente ce lo facciamo raccontare come sempre dalla nostra Francesca Porcu. Ciao Francesca, bentornata! Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, tocca a te ovviamente raccontarci un po' quando scenderete in campo, non come, perché come lo sappiamo, però insomma quando e dove. Allora, sarà un weekend prolungato, molto intenso, perché diciamo che i nostri atleti del CUS saranno impegnati da domani con un anticipo di campionato, perché la domenica i campi saranno tutti dedicati alla squadra A, che comunque deve mettere in campo diversi incontri, quindi i due campi saranno a loro disposizione, mentre quindi l'anticipo sarà per la squadra B del CUS, la squadra maschile, che scenderà in campo contro il Poggio e va a prendersi, cercherà di andare, sarà alla ricerca della prima vittoria, perché come avevamo già detto settimana scorsa la prima di campionato è stata persa fuori casa contro il Bosa. Le ragazze invece giocheranno domenica, saranno in trasferta a Sant'Antioco a caccia della seconda vittoria. Sulla carta dovrebbe essere una vittoria, speriamo, facile. Ecco. E poi si continuerà invece lunedì, perché lunedì, visto che sarà festa, è stata posticipata la terza tappa del Fit Junior Program, quindi avremo anche i nostri piccoli tennisti sparpagliati in diversi circoli, perché questa volta non sarà concentrato in un unico circolo, ma saranno in diversi circoli tra Mara, Settimo e altri. Quindi insomma sarà un weekend prolungato dal sabato al lunedì, insomma all'insegna del tennis, per chi volesse anche andare a vedere qualche incontro. Ricordo quindi sabato e domenica sui campi del CUS la squadra maschile A e la squadra B. Quindi insomma anche in questo caso vi invitiamo a venire a vedere quelle che sono le partite di tennis, che sono un po' lunghette, però insomma giustamente c'è sempre il cambio, questo è vero, se però ecco. Se è facile magari no, però come? Insomma. Se si vince facile magari no, ecco, o se si perde anche facile. Speriamo che si vinca, ovviamente. Si vinca facile, esatto. Grazie Francesca, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Allora, continuiamo la nostra puntata di Casa CUS. Lo facciamo andando a vedere i video di Tarbena Mara, che era in aeroporto, ve lo dico prima, quindi proprio in presa diretta, quasi in presa diretta, ci racconta anche in questo caso l'intenso fine settimana del settore scherma. Tar, bentornato.
Ciao a tutti gli amici del CUS, anche se un po' di corsa sono con voi, mi trovo all'aeroporto di Napoli in questo momento e sto per partire per Budapest dove si terrà una gara di circuito europeo dedicata alla categoria Under 23 a cui sono ammessi anche gli atleti assoluti, quindi nel mio caso essendo fuori età posso partecipare. Ci saranno un sacco di begli atleti in gara, tra cui tutta la nazionale ungherese, comprensiva anche del già campione del mondo e vice argento olimpico, Guerrieri Siclosi, nonché tanti altri atleti da tutte le parti d'Europa e del mondo. Saremo circa in 170. Vi terrò aggiornati e speriamo che vada bene. Sarà sicuramente un'esperienza utile per preparare il prossimo appuntamento nazionale, che è il 2 giugno, i campionati italiani assoluti a Courmayeur. Un abbraccio e ciao a tutti. Hai visto come quando si sceglie la data giusta, il 2 giugno per fare i campionati nazionali, insomma il giorno della Repubblica, bravi i nostri del mondo della federscherma. Cambiamo sport, andiamo al paddle, ovviamente il CUS in questo caso non è ancora iscritto a nessun campionato di paddle, però è una giornata importante perché a Cagliari si gioca il torneo, il Memorial Giampiero Galeazzi, e questa mattina nel programma che viene dalle 6 alle 9 abbiamo sentito Mario Frongia, uno degli organizzatori di questo evento, perché è un evento già organizzato da Lussi nazionale e regionale, e noi gli abbiamo chiesto un po' di raccontarci quali sono anche i protagonisti di questa giornata. Mario Frongia. Vabbè, allora il Memorial nasce per ricordare Giampiero Galeazzi, e il primo è stato presentato al Salone d'Onore del CONI da Giovanni Malagò. C'è dietro Lussi Sardegna, Lussi Nazionale di cui faccio parte, il CONI, l'ICS, il dopolavoro ferroviario, insomma un pool di persone, di enti che hanno voluto dare visibilità a questo grande giornalista. Giochiamo a partire dalle 18 al dopolavoro ferroviario, annuncio che ci sarà una coppia. Ci sarà una coppia, vediamo un pochettino se riusciamo a recuperare il nostro... Ecco, Mario, ti abbiamo perso per un attimo, ricordaci la coppia. Allora, la coppia da battere, dicevo, è quella formata da Gianfranco Zola e Gigi Casiraghi, già vice campioni del mondo. Coppia azzurra, bravo, vice campioni del mondo a USA 94, allenatori per poco tempo anche del Cagliari, una stagione maledetta. E l'altra coppia molto forte, Andrea, è formata da Dario Marcolin, anche lui un ex Cagliari per breve tempo, e Cristian Brocchi, centrocampista di Milan, Inter, Fiorentina, insomma, che chi segue il calcio ricorderà. Però c'è un outsider, un collega che si chiama Metalli nel CDR del TG1, giocherà con Stefano Meloccaro. Queste almeno sono le anticipazioni che mi dà il direttore del torneo, Andrea Melis. Stefano Meloccaro, collega di Sky e di Radio Capital, che è molto molto forte, quindi potremo avere delle sorprese. Ecco, scenderai in campo anche tu, caro Mario, giusto? Con un grande del padel, Marcello Sanfelice. A posto. Che coppia. Che cricca, ragazzi, che cricca. Andrei solo a vedere Mario e Marcello che giocano. Ci sarà anche il nostro Lele Casini e tanti altri, insomma, giornalisti del nostro gruppo editoriale. Questa era Casa CUS. Sono tanti gli appuntamenti sportivi del fine settimana. Non ve li elencherò tutti, anche per non, insomma, allungare questa puntata. Ovviamente il nostro unico punto anzi i nostri unici punti di riferimento per la settimana sportiva sono sempre gli stessi: il sito cuscagliari.it e i nostri social, la nostra pagina Facebook CUS Cagliari e il nostro account Instagram CUS Cagliari Official, dove potete seguire le informazioni sul fine settimana, le stories aggiornate con i risultati e tutto quello che ovviamente riguarda il mondo del centro universitario sportivo cagliaritano. Io ringrazio Simo Luca in regia e non mi sono dimenticato ovviamente della mitica controcopertina, come dicono quelli bravi. Questa volta il nostro Edoardo ci racconta un libro dedicato a una altra società cagliaritana, ma non ve lo annuncio quale. Io sono Andrea Matta, Casa CUS Cagliari torna tra 7 giorni. Dal 48 al 68 la pallacanestro sarda ha attraversato diverse fasi, dal predominio dell'Aquila alla nascita dell'Esperia. Ci sono stati scontri memorabili che hanno portato la società granata a mantenere il predominio per anni. Nacque però l'Olimpia, che scalò le classifiche e ridiede a Cagliari le emozioni dei grandi derby.
Ci furono tante lotte e tante partite, tutte documentate dal libro di Franco Cruccas, Olimpia Esperia, il Grande Derby. È possibile rivivere questa grande storia attraverso la rilettura degli articoli che l'Unione Sarda puntualmente dedicava. Questo libro non vuole essere soltanto un esperimento nostalgico per chi quegli anni li ha vissuti, ma vuole invece spronare i giovani a sentire quelle emozioni che quelle grandi sfide regalavano.